Buongiorno al nostro candidato sindaco. Ragazzi, buongiorno. Dopo quanti giorni fai? Ragazzi, quando Lello, buongiorno. Quando il signor Lello sta in ferie, già come il mondo gira alla rovescia, perché non esiste un orario. Hai ragione. Cioè, è come un artista, un pittore, un poeta. C'hai Marpusè, si alza quando vuole, ma dormi quando vuole. Vabbè, dobbiamo 10 giorni si è fatto, ragazzi, 10 giorni. Poi Franco apri, sei? Siamo tutti italiani, Franco. No, non è brutta cavalcavetta. Se va arriva in bacio, arriva in amore, fa girarsi e tu non sembra entrare a me. Adesso lo diciamo. Io qualcuno se devo fare un mi chiede, sacci, non so. Come per dire. A destra, prima a destra, una tavola che esce una bescia a questa salsa. Ci facciamo girare giù. Signori, scusate, questo è il signor Franco la medicina che è arrabbiato per l'inaugurazione. Ora lo spieghiamo, Franco, attaccatelo. Perché sto sempre sorrendo. Sì. Sei un signore. Forza. Ciao, Forza Inter, Franco. Hanno fatto l'inaugurazione per bello vedere. Che significa bello vedere, zio? In dialetto, bello vedere che significa? Cioè, state che farlo vedere, capito? Ma vi rendete conto, ragazzi, noi? Vabbè, ma scusa, tu sei a parlare prima, sei andato a vederlo? Si andai a posto. Io mandai mio padre a piedi in avanscoperta, a Feuso Paluc, poi andai io con la macchina e hanno fatto come il giro della giostra, capito? Quello secondo me è come la festa della Madonna, capito? Che spettacolo a metà. Soprattutto, ragazzi, buongiorno all'inaugurazione del sottovia, state attenti quando lo percorrete, che la curva è stretta, attenzione, fatelo piano perché non si vede, una mezza curva cieca in discesa, bello. Buongiorno ragazzi, buongiorno, ciao Agostino Coriolano, buongiorno fratelli. Buonasera, quindi tutti gli amici li ho persi di vista, ragazzi, adesso Pignatelli, Anna Vaccaria, ieri abbiamo passato una giornata indimenticabile. Io a sera non mi divertava come mi sono divertito io. Cosa hanno fatto? Gente giusta, gente che ci siamo divertiti per poco, ci siamo divertiti. Non mi spanato niente. Abbiamo messo a testa una piccola cifra, ma c'era il ben di Dio, ma soprattutto no, abbiamo pagato, paghiamo sempre e Anna ne può essere del testimone. Ciao. C'è quindi serata giornata all'aria aperta. Bellissima. E ti ho fatto la bruschetta tutto. E chi se la mangia? Perché ieri ho iniziato, vedi zio, ieri sono stato a dura prova ieri, perché ieri ho iniziato il mese di maggio. Ma c'è come zio, no, c'era di tutto. No, allora io non posso mangiare focacce, pizze, dolci, non posso bere più birra, cioè. Per un mese, ragazzi, Lello sta in quarantena. Ecco, bravissimo. Il benvenuto alla Madonna che è arrivata ieri. Con poco Lello senza dolci. Bravo. Anna che senza dolci. Anna poi quella disgraziata, cosa ci facciamo? Dobbiamo tirare su e mi facciamo passare. E tu hai resistito? Io che ho amato il stupetto che venuto. Sei uno tutto d'un pezzo, dice. Bravo. E ora stiamo. Lo faccio anch'io, posso farlo anch'io, non vale più. Ti conviene farlo. Mi devo mettere a dieta lei perché. Hai visto la fotografia? Sono entrato a metà. Ragazzi, scusate se la mia foto non è completa perché il resto non entrava. Un fotografo dice te, non entrava tutti da fotografia. E mi sono messo solamente il capacchione. Non cedere mai alle provocazioni, caro Franco. Mai alle provocazioni. Se lei domani verrà, il sogno si avvererà. Franco, avete scelto lo spettacolo, l'hai detto subito, ti do un giro. Andiamo a vedere il polde e torniamo su. Va bene. Tutti pronti, ragazzi. Allora, siccome
cosa così, 2 minuti 6. Vai. Allora, siccome stiamo... Aspetta, prima dei 2 minuti si saluta mia sorella Irene. Ciao Irene. Forza Inter, Irene. È un contro 2 vecchio. Addio. Allora, ma tu non la capisci? Ma ti rendi conto? Nella comitiva, Raspilo, buongiorno Raspilo, nella comitiva del calcetto giovedì mi hanno detto ti diamo il voto Franco Di Miccoli solo se ti fai la foto con la maglia della Juve. Ma questa è scorrettezza, bello. Però pur da vedere, ha avuto fede a questa G. Dove devi giocare a calcetto con noi? Lo sai, Come si chiama? Vabbè, Roger. Mi devo mettere la maglia della Juve per è solo una quindicina di voti, che dici? Ma se faccio la foto con la maglia della Juve si fa su tutti i social. Si va spopolesce. Comunque qua a parte tutto, allora a me delle altre strade non è che interessa tanto, però il ponte è molto importante. Sì, questo è fondamentale. Allora ragazzi, ora lo percorriamo piano piano, cerchiamo di capire. No? A me è veloce, ma ci riesce a fare che. Vabbè, piano piano. Beh, allora ragazzi, questo è il primo pezzo, anche Giorgio. Sì. Allora. Qua ci torna indietro praticamente. Ti faccio vedere, vai dritto, ecco. Questa gente è rinata, veramente. Dai. Allora, vedete, questo è tutto, l'accesso, ecco, guardate la curva, state attenti a questa curva, state attenti, perché non c'era lo spazio per farla meglio, quindi state attenti, vedi che non si vede? Sì, state attenti, per favore volete mettere 4 lampadine dentro? Hai ragione. Per favore, questa lampadina. Comunque è molto semplice, è molto. Vedi, non l'hanno aperta quella là che fra Canzano, capite? Sono d'accordo. Capite? E quindi si gira da dietro e torna da dietro. Però dai, una bella cosa, soprattutto guardiamo positivo. È quello, bravo, è quello che bisogna dire. Basta, ragazzi, anche mettiamo... perché questa zona era veramente desolata e isolata. Mettiamo una pietra sopra, quello che è stato, ricominciamo da zero. Facciamo cosa a Ducchiannetti, quindi ho 5 obiettivi che poi stavo dicendo. Siccome stiamo diventando un po' grandi, come le TV private, come le tante pagine di giornalismo, anche noi con Barretta Vest dobbiamo fare un passo avanti. Quindi faremo l'intervista ai candidati sindaci come le altre TV private, quindi il candidato sindaco verrà nella nostra sede, gli facciamo una bella intervista, le domande, cosa vuoi fare, cosa non vuoi fare, e lo facciamo vedere a tutti. Per par condicio, ma non la so contro Bobby, forza, la televisione così si viene già a fezzi. Amica 9, Telesviva, hanno fatto uscire il comunicato. È previsto come regolamento. Noi non vogliamo essere pagati, anche un piccolo contributo perché abbiamo le spese. Qui nessuno vuole mettere 2 pacche sulla spalla. Bravo, è anche bello. Viene il candidato sindaco, dice Lello ci deve 2 pacche sulla spalla. Ci venghiei ma fosco una pacca sulla spalla. A te grazie. Ragazzi, veramente. Non immaginavo di mettermi in mezzo. Comunque credimi, dobbiamo fare qualcosa di utile. Io te lo dissi quando ti sei messo in mezzo, ho detto c'hai veramente coraggio, ma non è che tu sei dell'Inter, c'hai il fegato grosso. Sì, già me ne mandoiaiano, ragazzi. Ciao papà, buongiorno, ciao ragazzi. Ci veniamo dov'è? Mi sa, premi e scende. E però se non la fa l'Opel, c'è un motore micidiale. Ehi, vedi il campanale in fondo, vedi il campanale in fondo. Poi si capisce mezz'ora, dove sta Stevi tu campanale? Veramente. Bellissimo. Siete pizza, Marca, ma c'è fare che. 27 ragazzi. L'importante è che abbiamo recuperato l'orario giusto, il signor Lello si è deciso a tornare a lavorare e quindi cosa fanno? Già la festa? No, riesce anche pure in giornale poi. È vero? Oggi per mercoledì. No, non ci stanno, oggi sono usciti. Perché ieri è il 1 maggio. Quindi si prospetta un mese veramente duro, massiccio. Però dai, l'importante è
che si va avanti, si va avanti. Ragazzi, dobbiamo guardare Guardiamo sempre in positivo, sempre, no, ma la veste è sempre negata. Ieri ho avuto una segnalazione al cimitero, hanno messo delle scale, c'è questa cinanzione sopra Sì, a l'ho visto, Tuelde, poi è scandaloso, dai, è scandaloso. sono scomode, vero? Sono scale tipo quelle del lavoro, ma è possibile? Qua ci vogliono quelle Adelle, quelle No, col carrello. ma quelle che con le due cose almeno, perché io sono All'imbro si chiama. bravo. Ci vogliono fare questa cosa scorrevole, ragazzi. Beh, cominciamo brick by brick, fate i bravi ragazzi con la campagna elettorale, mi raccomando. Abbiamo ancora 10 giorni per presentare la scheda, speriamo che Lello si metta in mezzo, la speranza mia è sempre quella. Non, Mi lasci da solo allora? sei, ne usi da pezzo, c'è da vincere questa politica. Ecco, va bene, va bene. Io ti auguro il meglio del meglio a te, caro zio. Ma ci do. Sì, no, vengo da te, passo passo, devo dimagrire. Allora mi fa la pizza da domani Da domani, buongiorno. buongiorno. È vero, e ci sta fucile io. Bene, Fantastico, con la Bonucci. bellissimo, bellissimo. Ma alla panchina o A camminare. A camminare. 6 chilometri abbiamo fatto, Veramente facesti. 3 a sci, 3 a venire. Ah, fino a Mennì e tornasti indietro. Dietro pure, perché fino a venire 2 e mezzo. È vero, 2,5 fino a 528 Mennì. E va bene, ragazzi, attenzione. Abbiamo fatto un incontro con i balneari. Cioè, questo, Il padrone, cosa ha fatto? Spettacolo. sei uno spettacolo, signore. Io non lo so, ma vabbè, Te dai, piace, lasciamo già stare, fresco. dai. Lasciamo stare, dai, lasciamo stare. No. Ciao Pia, ciao Teresa, ciao a tutti ragazzi. Con calma Grazie ritorniamo a per salutarvi. la vostra attesa. Noi abbiamo i nostri seguaci dalla mattina, quelli che Sì, perché quando tu facevi alle 9:30, tu e con Bert, la gente stava già lavorando. lo so. E li hai lasciati veramente, li hai lasciati male a tutti questi ragazzi. Ma non fa niente, l'importante è che ci siamo sempre. Buongiorno a tutti quanti voi. A tutti quanti voi, mi raccomando, ecco, vedete bello questo. Ci siamo messi a reggere Barletti a veste, ciao. Buona giornata a tutti. Abbraczetelo, cioè, voletevi bene, ragazzi, vogliatevi bene, per favore. Non capisco che mi amore tutto, ma la sento tutto. Capito? Vogliatevi bene, come va? Prendete in sud come mamma che dice che sa scurzi. Strucetevi su. Ciao Vicky, ciao a tutti. Ciao, Barletti. E a veste. Ciao. Ciao.